E ora voce alla sanità che cura non solo con le medicine ma anche con l'umanizzazione. Vi vogliamo parlare di un progetto speciale che si chiama La Sala in Più. Trasformare periodicamente una sala riunioni ospedaliera in una sala cinematografica. Missione possibile grazie all'iniziativa La Sala in Più, progetto fortemente voluto dall'azienda ULS2 Marca Trevigiana, sostenuto da Rai Cinema e patrocinato dalla Regione Veneto, in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio. È un'iniziativa molto bella perché portando il film in ospedale abbiamo pensato di regalare qualche ora di sollievo a questi pazienti, ma anche ai loro amici e ai loro familiari che possono partecipare. Questa iniziativa è già iniziata l'anno scorso a Castelfranco Veneto. Quest'anno la vogliamo ripetere, però c'è un programma di poterlo estendere anche ad altri ospedali della Regione Veneto, perché la Regione stessa crede molto in questo tipo di iniziativa che può aiutare veramente anche i nostri malati. Con gli strumenti giusti anche persone con malattie molto gravi, se opportunamente aiutate, possono veramente rinascere e cogliere quegli aspetti della vita che riescono a cogliere solo grazie alla malattia. Non è bello essere costretti a fare così, ma in questo senso la malattia diventa proprio un'opportunità. Umanizzazione delle cure, questa è la parola d'ordine per far sì che il malato trovi un'opportunità di normalità. Un progetto che ridisegna ancora una volta l'immagine dell'ospedale con cognizione positiva, un luogo dove le persone possono ridere e riflettere grazie anche all'arte cinematografica. La Sala in Più è una grandissima iniziativa che porta il cinema dove il pubblico va individuato. È un pubblico particolare, un pubblico di persone che hanno, oltre ai familiari, ma hanno soprattutto delle esigenze personali primarie, e noi portiamo delle idee che sono dei contenuti positivi, dei contenuti che danno speranza, che noi vogliamo attraverso questa rassegna breve per ora dare la sensazione e il piacere di ce la si può fare. La Regione Veneto non sta investendo soltanto nelle strutture o nella innovazione tecnologica dei macchinari per garantire delle cure efficienti, ma pensiamo anche all'umanizzazione delle cure, al benessere a 360 gradi del paziente. È fondamentale perché fa sì che l'ospedale faccia parte e rientri all'interno del territorio della città per creare una sanità che sia sì efficiente dal punto di vista tecnologico e strutturale, ma anche umana.